Domani si vota in 5 comuni della nostra provincia. Report positivo fatto dal commissario Zappia, Razza presenta il report settimanale siciliano. Un arresto da parte dei carabinieri che continuano la lotta contro lo spaccio a Canicattì. Presentate oggi le giornate FAI d'autunno, inaugurata la Villa Arancio al Viale della Vittoria, riparte Sicilia in bolle, una 3 giorni dedicata ai vini spumanti siciliani. Panoramica sportiva dei principali avvenimenti calcistici, la SEAP a Olbia, la Fortitudo al Palamoncada, al via la mezza maratona Concordia a San Leone. E benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia che vede appunto domani un importante appuntamento elettorale in Sicilia. Al voto 46 comuni nella regione, tra cui 5 nella nostra provincia. Il servizio. Sono circa 600.000 i siciliani che saranno chiamati a rinnovare i consigli comunali e eleggere il nuovo primo cittadino. In totale sono 46 comuni chiamati al voto, di questi 13 con il sistema proporzionale con turno di ballottaggio con i comuni oltre i 15.000 abitanti e 30 con il sistema maggioritario senza ballottaggio, i comuni meno di 15.000 abitanti. Nella nostra provincia sono 6 comuni chiamati al voto, 3 con il sistema proporzionale e sono Canicattì, Favara, Porto Empedocle e 3 con il sistema maggioritario. Montallegro, Montevago e San Biagio Platani. A Canicattì, dove a contendersi la poltrona di primo cittadino sono il sindaco uscente Ettore Di Ventura, sostenuto dalle liste soprattutto Canicattì, Liberi e Forti, Canicattì Rinasce e Forza Italia, l'ex sindaco Vincenzo Corbo, sostenute dalle liste Corbo Sindaco e Facciamo Squadra, Cesare Sciabarrà, giornalista, sostenuto dalla lista civica Cesare Sciabarrà, sindaco Fratelli d'Italia e Onda, e il consigliere comunale uscente Fabio Falcone, sostenuto dalla lista Canicattì Movimento. Ben 5 sono i candidati invece a Porto Empedocle, dove l'oltre uscente Ida Carmina, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, seguono in ordine alfabetico l'ex candidato Gianni Amel, sostenuto dalla lista Primavera Empedoclina, l'ingegnere Salvo Iacono, sostenuto dalle liste Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci e Isola Empedoclina, il consigliere comunale Rino Lattuca, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Lattuco Sindaco e Siamo Vigate e UDC, il già consigliere provinciale e comunale Calogero Martello, sostenuto dalle liste Noi per la Città, Progetto Comune e Forza Italia. Si passa poi al comune di Favara, dove sono 3 che aspirano alla poltrona di primo cittadino. Si tratta dell'ex deputato Giuseppe Infurna, sostenuto da Azzurri per Favara, Lega, Onda e Cambiare Passo, Democrazia Cristiana e Forza Italia. L'ex assessore e consigliere provinciale Salvatore Montaperto, sorretto dalle liste Diventerà Bellissima, Fratelli d'Italia, UDC, Facciamo Squadra con Montaperto sindaco, Montaperto per Favara, Vivi Favara e fa Baria Nuova. L'ex consigliere comunale Antonio Palumbo, retto dalle liste Favara per i beni comuni e l'altra Favara e il Partito Democratico. Passiamo poi a Montallegro, 2 sono i candidati che lottano per la lista di sindaco. Si tratta dell'ex sindaco ed esponente del PD Andrea Iatì, sostenuto dalla lista Noi per Montallegro, e dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giovanni Cirillo, sostenuto per Ripartiamo Insieme. Poi passiamo al comune di Montevago, dove si ripropone l'uscente sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, sostenuta da una lista civica per Montevago e La Rocca sindaco. Quindi l'ingegnere Giuseppe Arcuri, sostenuto dalla lista Rinnoviamo Montevago. 2 candidati a sindaco anche nel comune di San Biagio Platani, già sciolto per mafia. In corsa per la poltrona a sindaco sono Michele Di Piazza, sostenuto dalla lista Scriviamo il Futuro, e Salvatore Di Bernardo, sostenuto dalla lista Costruiamo il Futuro. Ricordiamo
che ci si potrà recare ai seggi elettorali domani domenica 10 ottobre dalle ore 7 alle ore 22 e lunedì 11 ottobre dalle ore 7 alle ore 14. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti risulta eletto il candidato sindaco che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Se i due candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti si procederà al turno di ballottaggio. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti risulta eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il 50% più uno dei voti. Nel caso in cui si dovesse tenere il ballottaggio, il turno si terrà domenica 24 ottobre dalle ore 7 alle ore 22 e lunedì 25 ottobre dalle 7 alle 14. E continuano le notizie positive redatte dal commissario provinciale Zappia circa i contagi di Covid in calo in provincia. I plessi ospedalieri sono in via di riprendere la normalità delle loro funzioni, afferma Zappia, restando solo la struttura di Ribera per i malati del Covid-19. Intanto ci si avvia verso la somministrazione della terza dose per i più fragili e per gli ultrasessantenni che hanno fatto il vaccino da oltre 6 mesi. Il servizio. Questo appuntamento dell'aggiornamento sull'impatto della pandemia nella nostra provincia, questa settimana vorrei condurlo in maniera diversa. Vi spiego subito il perché per fortuna il numero di positivi e il numero di posti occupati diciamo che ha raggiunto dei livelli che non sono più da allarme, vanno solo seguiti, perché abbiamo in questo momento una decina di persone a Ribera e 6 persone ad Agrigento che però stiamo dimettendo per restituire la medicina no Covid ad Agrigento e quindi per dare la possibilità alle persone che devono essere ricoverate in medicina di ricoverarsi nel nostro ospedale piuttosto che essere trasferite presso le cliniche che avevano manifestato la disponibilità di accogliere i nostri malati di medicina. Vorrei focalizzarmi di più sulle vaccinazioni. Perché adesso stanno iniziando le terze dosi, sono partite con gli immunodepressi e le persone fragili, ma proseguiranno con una scaletta che ripercorrerà la stessa cadenza che abbiamo avuto durante la prima esperienza. Rispetto alla prima, ovviamente, voi capite che noi abbiamo fatto appunto un rodaggio importante senza averne il tempo, però la provincia di Agrigento si è difesa bene, quindi ho dato merito a tutto il personale sanitario e amministrativo che si è impegnato riuscendo a fare un bel servizio a tutti noi. I numeri che vi dico mi dovrebbero far rendere conto che ci possiamo rallegrare per alcune città. Devo dire la maggior parte. Noi abbiamo creato un sistema di controllo giornaliero che ci consente di monitorare giornalmente il numero di vaccinazioni, quindi la percentuale di vaccinazioni che facciamo comune per comune. Vi dico per esempio che Agrigento ha una vaccinazione almeno con una dose dell'85%, mentre gli immunizzati sono l'81,85%, quindi ha raggiunto già ampiamente la somma la percentuale dell'80% che consente ad Agrigento di stare tranquilli. Per esempio vi dico l'altra città grossa nostra, dove Sciacca per esempio ha raggiunto il 90%, 90,01% delle prime dosi e l'87,19% delle seconde dosi. Però ovviamente non è un esercizio di elencazione di cose positive, perché sarebbe fine a se stesso. Vorrei invece focalizzarmi sui 3 comuni critici che noi abbiamo tuttora e continua a essere Palma di Montechiaro, Licata e Ravanusa, che sono dal Palma di Montechiaro 69,50, 69,60, questi sono dati al 6 ottobre, mentre Licata è riuscita a oltrepassare il 71% per le prime dosi, al 72% quasi. Però abbiamo un problema sulle seconde dosi, perché 66,32% è Licata, 63% è Palma di Montechiaro, Ravanusa è 65%. Perché vi sto dando questi dati? Perché questi numeri bassi potrebbero rappresentare un problema se noi andiamo a lavorare sulle vaccinazioni e non riusciamo a raggiungere il 70% che è la quota degli immunizzati minimi, che consente di non far scattare le cosiddette zone arancioni o zone rosse nei nostri comuni. Quindi è importante che noi ci focalizziamo su questi comuni
perché dobbiamo capire come intervenire per evitare che un'economia di un comune, quindi i cittadini, anche virtuosi, quelli che si sono vaccinati, debbano essere penalizzati a causa dei non vaccinati. È presentato intanto dall'assessore regionale Ruggero Razza il bollettino settimanale dei contagi Covid in Sicilia, predisposti dal DASOE. Sentiamo in merito appunto l'assessore Razza e Francesco Bevere, direttore dell'Osservatorio regionale, che redige il report. Tutte le limitazioni fissano l'andamento di un'epidemia, non è un'occasione di scontro, non lo è stato la zona gialla, non può esserlo il rientro in zona bianca. Ho sentito il ministro Speranza sentirà il presidente Musumeci, ci attendiamo un esito ovviamente scontato rispetto al rientro in zona bianca. Vorrei però che per i cittadini non suoni come un rinnovato Tana libera tutti, bisogna proseguire con la campagna vaccinale, bisogna adottare delle misure, abbiamo bisogno di uscirne da questa epidemia non gravando la nostra economia che ha bisogno di dinamismo e soprattutto non dimenticandoci che il coronavirus è ancora presente e che quindi non dobbiamo mai pensare che questa epidemia sia un ricordo del passato. Non siamo preoccupati se continuiamo a dare una informazione porta a porta che non sia costrittiva ma che avvenga in maniera fiduciaria. Siamo certi che questo modello e questo tipo di comunicazione porterà a risultati a breve. I direttori generali delle ASP stanno facendo un lavoro enorme, i dipartimenti di prevenzione stanno dando una risposta formidabile. I medici di medicina generale che io ho incontrato si stanno mettendo in moto rapidamente per affrontare anche la questione dei vaccini antinfluenzali. Diciamo che non esistono motivi di preoccupazione in questo momento. E i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno arrestato un ventenne incensurato, sorpreso nel cuore della notte nello storico quartiere cittadino di Borgalino mentre faceva le consegne a domicilio della cocaina. Vediamo i dettagli. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno arrestato un ventenne incensurato sorpreso nel cuore della notte nello storico quartiere cittadino di Borgalino mentre faceva delle consegne a domicilio di cocaina. È successo verso le ore 3:30 della notte scorsa quando una pattuglia dell'aliquota radiomobile, mentre perlustrava la città, ha incrociato un giovane che a bordo di un potente motociclo T-Max si aggirava nei pressi di via Ildebrando. Immediatamente fermato e perquisito, il malvivente è stato sorpreso in possesso di ben 30 dosi di cocaina, pronte per essere consegnate, un sasso di cocaina del peso di 10 grammi, un coltello a serramanico con una lama di 18 cm, oltre a 550 euro in banconote di piccolo taglio, certamente provento dell'attività di spaccio. La perquisizione del domicilio del fermato, effettuata con i rimborsi inviati dai carabinieri della stazione operativa centrale di Canicattì, ha consentito di rinvenire e sequestrare alcuni involucri contenenti 10 grammi di marijuana, altra cocaina e l'armamentario con il confezionamento in dosi di stupefacenti, compreso un ulteriore micidiale coltello identico a quello trovato addosso all'arrestato. I militari dell'Arma, a seguito della perquisizione, hanno identificato sotto casa del pusher un tossicodipendente che gli aveva dato appuntamento per la consegna della cocaina acquistata via telefono, mentre lo stesso continuava a squillare per ulteriori appuntamenti. Il fermato, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato posto agli arresti domiciliari. I militari, oltre al sequestro della droga, del denaro e dei coltelli, hanno proceduto a quello del potente motociclo, che peraltro era senza assicurazione, utilizzato per fare le consegne degli stupefacenti, avviando la procedura per la revoca del reddito di cittadinanza percepito dall'arrestato. Nel frattempo, i carabinieri del nord di Canicattì, con la guida del comandante Pacifico, hanno deferito una delle donne colpite dalla misura cautelare eseguita nell'ambito dell'operazione Vittoria, condotta dai militari per contrastare lo spaccio di droga dell'omonima via di Canicattì. L'indagata, sottoposta all'obbligo di dimora con vincolo di restare in casa nelle ore notturne, non è stata trovata dai carabinieri che svolgono serrati controlli su quel numero civico di Viale della Vittoria, teatro dello spaccio. Nei suoi confronti è stata richiesta all'autorità giudiziaria di valutare l'inasprimento della misura cautelare.
E presentate stamani le giornate FAI di autunno che si svolgeranno il prossimo 16 e 17 ottobre. Ha seguito per noi l'evento Giovanna Neri. Presidente, è scaduto il suo mandato da Presidente FAI regionale, tiene invece quella provinciale di Agrigento, tutte le sue energie, tutte le sue attenzioni saranno per il nostro territorio, cosa ci aspetta? Sì, vogliamo tornare intanto a riaccendere la speranza con queste giornate, però vogliamo essere ambiziosi, vogliamo riprendere quelli che sono stati gli obiettivi più grandi quando ci siamo occupati per esempio degli immobili alla Scala dei Turchi, quando ci siamo occupati dell'Agrigento Capitale Italiana della Cultura, i premi del paesaggio. Cosa vogliamo fare? Ci vogliamo occupare del Museo di Città, ma anche delle casette sulla Colimbetra che vanno restaurate, del treno storico, vogliamo occuparci di un progetto importante che è il progetto Genesi che mette insieme ambiente e diritti umani. Intanto oggi si presentano le giornate FAI d'autunno, 2 giorni per riscoprire bellezze che in genere sono poco fruibili. Ad Agrigento in provincia cosa sarà possibile visitare? Sì, ad Agrigento intanto l'itinerario è quello della Colimbetra, il nostro bene principale qui all'interno della Valle dei Templi. Parlavo poco fa appunto delle casette che vanno restaurate che il FAI ha acquistato. E poi 2 itinerari molto belli, uno a Racalmuto legato a Sciascia, ai 100 anni di Sciascia, e però legato a Racalmuto in generale, insieme alla Strada degli Scrittori, insieme alla Proloco, e l'altro altrettanto bello a Porto Empedocle, street art, cittadinanza attiva e cultura locale insieme agli amici di Mariterra. Invito tutti a partecipare, invito tutti a iscriversi al FAI e ovviamente a essere generosi perché è la nostra giornata di raccolta fondi. Sarà il FAI Giovani a gestire le 2 giornate d'autunno, cosa ci aspetta? Per questa edizione delle giornate FAI d'autunno conoscerete sicuramente i tanti volontari e i ragazzi del FAI Giovani e inoltre potete conoscere sia le opere di street art che sono situate dentro il centro storico di Porto Empedocle che 3 beni in particolare a Racalmuto, il Castello Chiaramontano, il Teatro Regina Margherita e Casa Sciascia. Anche quest'anno saranno coinvolti gli studenti? Quest'anno saranno coinvolti gli studenti, ma indirettamente, nel senso che chi da studente vuole liberamente far parte dei volontari del FAI può farlo, invece il percorso, quello Ciceroni insieme al FAI Giovani, sarà per la prossima edizione delle giornate FAI di primavera. È già possibile prenotare le visite? Sì. Sul sito www.fondoambiente.it è possibile vedere i luoghi che sono aperti e poi la rimanda il link del FAI Prenotazioni dove è possibile prenotare la propria visita. Al via oggi la 3 giorni dell'evento Sicilia in Bolle che si svolgerà presso l'Hotel Villa Romana e lunedì sera al Madison di Realmonte che vede la partecipazione di oltre 40 aziende che partecipano all'evento con 240 etichette in degustazione. Domani la cena del chef Gambuzza con l'assegnazione del premio Gino Grillo a Villa Romana. L'evento è organizzato dall'Associazione Sommelier regionale in collaborazione con quello di Agrigento. Inaugurata oggi la Villa Belvedere Arancio ad Agrigento nei pressi del Viale della Vittoria alla presenza del primo cittadino Francesco Miccichè e dell'assessore al ramo Giovanni Vaccaro. Ampia la partecipazione all'evento, tanto atteso per il recupero di una struttura che da anni è abbandonata e da ora sarà fruibile a tutti. Le interviste di Giovanna Neri. Oggi un altro tassello che si aggiunge, riapre Villa Arancio, l'impegno dell'amministrazione continua. Sì, un altro angolo di città che viene bonificato, viene aperto, viene reso fruibile a tutta la cittadinanza. L'iniziativa è lodevole dell'assessore al verde pubblico e ai Ville Giardini Giovanni Vaccaro e siamo riusciti a realizzare quello che da anni, da tempo era completamente abbandonato, e anche in memoria del professor Arancio, il professor Arancio che ha dedicato la sua vita al nostro mondo archeologico, alla Valle dei Templi, con amore, con dedizione. E questo penso che lo scenario che qui abbiamo alle nostre spalle è significativo. Voglio anche anticipare che proprio qui accanto abbiamo anche la Villa Bonfiglio, una villa molto significativa e importante per Agrigento perché al centro c'è il monumento dei caduti e proprio in quel monumento dove c'è la fontana già sono iniziati i lavori di ripristino e a brevissimo, entro la fine del mese, vedremo cosa succederà. Penso che un altro angolo, un altro tassello
l'altro angolo di città che viene bonificato e viene riqualificato. La villetta Arancio riapre questo belvedere che è anche simbolo di riscatto e di legalità, perché? Sì, inizio proprio dalle ultime due parole, riscatto e legalità, perché è una villa che era stata totalmente abbandonata, ritengo che sia uno dei posti più suggestivi e belli di Agrigento. Da questa terrazza si ammira la valle, si ammira Punta Bianca, si ammira San Leone, Porta Empedocle, quindi è un posto meraviglioso e non era nemmeno tanto conosciuto dagli agrigentini proprio perché è stato un po' abbandonato a se stesso. Abbiamo con gli uffici comunali intrapreso un grosso processo di restauro, rifacendo parte della pavimentazione che aveva subito dei cedimenti, ripristinando le ringhiere, ripitturando la pavimentazione stessa, potando gli alberi e soprattutto tengo a precisare che abbiamo dotato la villa di un sistema di videosorveglianza che è collegato alla centrale operativa dei vigili urbani di Villa Seta, quindi scoraggio tutti i malintenzionati a venire qui, ma incoraggio gli agrigentini a venire per godersi questo splendido panorama e soprattutto oggi è un giorno di legalità testimoniato dalla presenza del prefetto, del questore, del comandante dei carabinieri che ringrazio per essere stati vicino all'amministrazione. Oggi viene restituita alla città una villetta che porta il nome di tuo nonno e tuo bisnonno, quali sono le tue emozioni? Oggi è una giornata piena di emozioni a livello affettivo, ma soprattutto è una giornata che mi riempie di orgoglio. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale, l'assessore Giovanni Vaccaro e il sindaco Francesco Miccichè per la realizzazione di questa splendida villa e soprattutto ringrazio i cittadini che spero rispetteranno l'integrità di questa villa. Ricordiamo mio nonno e il mio bisnonno, decani della Valle dei Templi, che hanno portato l'amore per questa città in tutto il mondo. E allora, siamo del direttivo dell'Associazione Guide Turistiche Città di Agrigento che esiste grazie ad Antonino e a Pietro Arancio, soprattutto a Pietro Arancio che è stato uno dei soci fondatori della nostra associazione. Pietro Arancio tra l'altro è un nostro decano perché diciamo che si è inventato quasi la professione di guida turistica, una guida turistica dal punto di vista professionale, offrendo appunto ai visitatori che venivano ad Agrigento una figura che li accompagnasse all'interno della loro passeggiata, non soltanto fornendo indicazioni storiche, ma mettendo proprio la propria partecipazione emotiva, che è quello appunto che caratterizza la guida locale, che oggi quasi non esiste più. Una figura che sta pian piano scomparendo, dando diciamo più spazio a quelle che vengono considerate ormai le guide nazionali, che però tolgono quell'impatto ecco, di vicinanza al territorio che può avere una guida locale. Tra l'altro i nostri percorsi che noi facciamo con i nostri visitatori sono percorsi che sono stati tracciati da Pietro Arancio, quindi il percorso lungo, il percorso breve che dà alla gente e ai gruppi soprattutto la possibilità di scegliere quanto tempo voler trascorrere all'interno del parco archeologico. Al via oggi gli esami presso la scuola di formazione ERAP al Villaggio Mosè. Abbiamo sentito in merito il responsabile regionale ERAP della struttura Pietro Asaro e un suo collaboratore agrigentino Salvatore Sicurello. Momento importante oggi, momento di consuntivo e di esami, il frutto di un lavoro che nel tempo arriva a una conclusione, cioè oggi fare gli esami. Sì, oggi abbiamo qui 4 esami in contemporanea per 2 corsi OSA e 2 corsi ASACOM, quindi abbiamo un totale di 80 ragazzi che nelle varie aule stanno facendo gli esami con i rispettivi presidenti di commissione. Fare 4 esami in contemporanea è uno sforzo immane, ma fa parte anche delle peculiarità dell'ERAP, fare numeri incredibili e sforzi incredibili. E quindi oggi 80 persone che raggiungono l'obiettivo della qualifica professionale. Per quanto riguarda i 2 corsi di ASACOM, sono 40 ragazzi che potranno già andare a lavorare fin da domani mattina in vari cooperativi che già li stanno contrattualizzando e si aspettava in effetti che avessero la qualifica. Quindi 40 posti di lavoro che vengono prodotti dai corsi di ERAP. Quindi come al solito e come sempre dico da sempre, i corsi legati al mondo del lavoro e non un corsificio inutile per creare solo attestati che sono fini a se stessi. Quindi siamo contenti di aver dato previo 2 corsi di formazione per 40 ASACOM. Invece per gli altri 2 corsi, cioè 2 corsi OSA,
Questi 40 ragazzi hanno già una qualifica da spendere nelle strutture sociosanitarie di Agrigento e del territorio. Tra l'altro anche lì molti attendevano di avere in possesso la qualifica per poter essere contrattualizzati e molti di questi, se non tutti, mentre lavorano di mattina e di pomeriggio verranno qui a farsi il corso di riqualifica OSS. Noi, per quanto riguarda il corso di riqualifica OSS qua ad Agrigento, nell'anno solare 2021 ne abbiamo avviate tantissimi corsi e i numeri dimostrano, le prove dimostrano che siamo il primo ente ad Agrigento per quantità di corsi di riqualifica OSS e anche per la qualità che abbiamo dimostrato ai ragazzi. Quindi un ERAP che cresce sempre di più e che si attesta il più grosso. Un importante momento quello di oggi, quello degli esami. Sì, come ha detto il nostro Presidente, praticamente oggi si svolgeranno questi esami che sono frutto insomma, dei corsi già eseguiti tra l'anno scorso e quest'anno, quindi praticamente sono arrivate finalmente queste commissioni che daranno appunto, come ha detto il nostro Presidente, opportunità lavorative a questi allievi. Naturalmente ci saranno altri percorsi da fare per chi è che ha fatto l'OSA, cioè l'operatore socioassistenziale, con la possibilità di fare appunto una riqualifica di 420 ore come OSS, come operatore sociosanitario, che darà ulteriori opportunità di lavoro, come ha detto il Presidente, nelle strutture sanitarie sia locali che anche del territorio nazionale. Quindi un campo opportuno questo, insomma, un settore proficuo per il lavoro. Sì, diciamo che quello che riguarda l'assistenza alla persona è uno dei settori più importanti perché è seguito da molte persone che appunto si occuperanno proprio nei vari campi, tipo l'ASACOM, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, per le scuole ad esempio. Questi sono allievi che accompagneranno successivamente nelle varie scuole bambini purtroppo con varie disabilità, mentre gli OSA o gli OSS poi successivamente saranno qualificati per assistere persone sia a livello domiciliare che anche in strutture di ricezione per case per anziani o cliniche o ospedali. E ricordiamo che domani mattina prenderà il via la mezza maratona della Concordia città di Agrigento, organizzata dal Lions Club Agrigento Host, che vede alla gara partire da San Leone, attraversare la Valle dei Templi e ridiscendere verso il lungomare Falcone Borsellino. Previsti oltre 800 partecipanti, il via alle 8 del mattino, l'arrivo previsto per le 10 con la premiazione. Presente durante la presentazione della nuova DMO Agrigentina, una prosecuzione del distretto turistico della Valle dei Templi, la dirigente del servizio regionale turistico Antonella Bonsignore, che ci ha fatto un quadro della loro attività nel settore turistico e della presenza nella nostra Agrigento. Allora, il vostro ruolo qui all'interno del turismo agrigentino e cosa pensa di questa DMO, la venuta dell'assessore, insomma? L'assessore è molto sensibile a tutto il settore turistico siciliano, ha nel cuore Agrigento, noi sollecitiamo sempre con la presenza mia, con la presenza di Lillo, ad avere quell'interesse in più su Agrigento che negli anni forse non è stato dimostrato da altri politici. E l'assessore è molto sensibile a questo e davvero lo ringraziamo perché anche la presenza sua oggi qui dimostra questo interesse e questa creazione della DMO è quello che si ripete da anni, cioè mettere a rete, mettere a sistema. Io sto lavorando tanto anche con il privato, con le associazioni e non soltanto Agrigento, ovviamente io mi occupo di tutta la provincia, quindi anche di tutti i comuni della provincia, dell'Interland, dell'entroterra. Ho particolarmente a cuore Agrigento, siamo intervenuti come servizio turistico regionale anche in questo progetto Destinazione Agrigento, abbiamo fornito migliaia di brochure e di materiale proprio per l'apertura di questo info point qua Collegio dei Filippini e giornalmente collaboriamo con il sindaco del comune di Agrigento che su questo punta tanto sul turismo, perché ormai siamo chiari, si è capito. Il turismo è il volano dell'economia, deve esserlo. E per contenere il fenomeno migratorio, l'appello di 12 Stati europei all'Unione chiedono finanziamenti per la costruzione di muri protettivi, il servizio.
Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia hanno chiesto nuovi strumenti che permettano di evitare le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo sovraccarichi. Secondo l'Unione Europea possono farlo, ma assolutamente vietati i fondi europei. E così l'Europa dei muri ha gettato nuovamente la sua maschera. 12 ministri dell'interno su 27 stati membri dell'UE hanno inviato una lettera alla Commissione Europea e alla Presidenza di turno del Consiglio Europeo per chiedere che vengano utilizzati nuovi strumenti per proteggere le frontiere esterne dai flussi migratori incontrollati provenienti da Africa e Medio Oriente, anche col finanziamento di nuove recinzioni e barriere. E all'Unione questo va anche bene, purché però vengano finanziati con i soldi dei singoli stati. Ne hanno il diritto e lo posso capire, ha detto infatti il commissario degli affari interni Ylva Johansson. Ora però, se occorre utilizzare i fondi dell'Unione Europea per fare questo, devo dire di no. Mentre Matteo Salvini affronta il tema dal punto di vista dell'Italia, paese che non ha siglato la missiva. Se ben 12 paesi europei con governi di ogni colore chiedono di bloccare l'immigrazione clandestina con ogni mezzo necessario, così sia, dice Salvini. E l'Italia, che dice? Nella lettera ai firmatari chiedono sostanzialmente soluzioni che potrebbero essere trovate anche a costo di innalzare vere e proprie cinghie di protezione per salvaguardare l'intera Unione Europea dal fenomeno migratorio. Al suo arrivo, prima del vertice, Johansson si era limitata a invitare la Grecia a svolgere indagini accurate e approfondite dopo le rivelazioni sui respingimenti violenti e illegali avvenuti ai confini croato e greco. Nella mia discussione con il ministro greco ho chiarito che non accetterò che la Grecia non svolga indagini su questo, ha detto rispondendo ai giornalisti. Dobbiamo proteggere le nostre frontiere esterne, ma dobbiamo anche proteggere i nostri valori e diritti fondamentali. Tutti gli Stati membri hanno la responsabilità di agire in linea con la reputazione di tutta l'Unione Europea. La Croazia ha fatto la cosa giusta, aprendo le indagini, e mi aspetto che la Grecia faccia lo stesso. Da Atene avevano replicato dicendo: siamo tutti preoccupati per la situazione in Afghanistan. La Grecia ha dato sostegno e accoglienza su base volontaria, ma dobbiamo trovare una soluzione europea comune. Così, infatti, il ministro alla migrazione Notis Mitaraki al suo arrivo al Consiglio UE, sollecitando un patto su migrazione e asilo più intraprendente nella parte che riguarda la solidarietà europea. I flussi sono una sfida per tutta l'Unione e devono essere condivisi in modo equo da tutti gli Stati membri. A seguito della lettera indirizzata alla Commissione Europea dei ministri dei 12 Stati membri dell'UE sui recenti sviluppi alle frontiere esterne dell'Unione Europea, desidero esprimere la mia preoccupazione per la situazione dei migranti e dei richiedenti asilo in situazione di vulnerabilità, la cui dignità umana e i diritti fondamentali dovrebbero essere rispettati. Il loro diritto di chiedere asilo dovrebbe essere protetto e gli Stati dovrebbero rispettare il principio di non respingimento delle persone a rischio del loro paese d'origine. Lo scrive il presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Crediamo che essere europei significhi anche mettere in pratica la solidarietà, come ha affermato Papa Francesco nel suo messaggio del 2020 sull'Europa. Sogniamo un'Europa che sia inclusiva e generosa, un luogo accogliente e ospitale in cui la carità, la più alta virtù cristiana, superi ogni forma di indifferenza ed egoismo. Come vescovi dell'Unione Europea sosteniamo i crescenti sforzi di ricollocamento da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, della società civile e degli attori della Chiesa per creare percorsi legali e sicuri per i migranti in modo da evitare che cadano nelle mani di reti criminali, di contrabbandieri e trafficanti. Invitiamo l'Unione Europea e i suoi Stati membri ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e richiedenti asilo, sostenendo una percezione e una narrazione positiva dei migranti e delle loro famiglie. E per consentire alla cittadinanza di donare con generosità il proprio sangue, l'ADAS di Agrigento effettuerà 2 raccolti mobili. Domani la prima a Camastra, dinanzi alla Chiesa Madre, e l'altra a Porto Empedocle, presso l'associazione ADES di via Marconi. Le raccolte saranno operative dalle 8 alle 12 del mattino. Ai donatori, ricordiamo, saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione.
Una rapina alla Banca Popolare BPM è avvenuta ieri pomeriggio a Torrenova, in provincia di Messina. Continuano le indagini delle forze dell'ordine. Il bottino ammonterebbe a circa 7.000 euro. Indagini in corso per individuare i 2 malviventi che ieri hanno preso di mira un istituto di credito a Torrenova. Il colpo avrebbe fruttato un bottino di circa 7.000 euro. La rapina è stata messa a segno ai danni dell'agenzia della filiale del Banco Popolare Siciliano, situata nel centro di Torrenova. La filiale si trova infatti in un punto molto trafficato, all'incrocio con la strada statale 113. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, con volto coperto da mascherina ed armati di taglierino, si sono introdotti nei locali dell'istituto di credito di via Benedetto Caputo. Una rapina consumata in pochissimi minuti, intorno alle 14:30. I malviventi hanno probabilmente scelto questo orario, in quanto è quello con minore traffico in quella zona, generalmente attraversata da tanti automobilisti. I 2 rapinatori sono entrati in azione subito dopo la pausa pranzo ed appena prima dell'orario di riapertura pomeridiana dello sportello. All'interno della banca si trovavano solo i 4 dipendenti, compreso il direttore. Dopo essersi fatti consegnare il bottino, a quanto pare circa 7.000 euro, i rapinatori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Subito è scattato il piano antirapina con diversi posti di controllo, ma al momento dei 2 malviventi non sembra esserci traccia. E un accoltellamento è successo a Marsala, che ha visto come vittima Luigi Loria durante una rissa a Trapani. 5 le persone fermate per il suo omicidio, 1 avrebbe sferrato le coltellata mortale. Loria è morto subito dopo l'arrivo in ospedale. Vediamo i dettagli. L'abbondante pioggia caduta su Marsala già da ieri mattina ha lavato il sangue di cui si sono macchiate le lastre di marmo che pavimentano via Curatolo, fra le principali vie della nota cittadina trapanese. La saracinesca della pizzeria Carpe Diem resta così chiusa. Le ore successive all'omicidio di Luigi Loria, 28 anni, di Marsala, sono segnate da un sentimento comune di rabbia, paura, sconforto, ma anche la consapevolezza che in qualche modo c'era da aspettarci un episodio del genere dopo mesi di movida selvaggia e violenza inaudita nel centro storico di Marsala, dove ogni fine settimana si consumava da tempo una rissa. Questa volta la rissa, giovedì sera, poco prima della mezzanotte, ha però fatto una vittima, un ragazzo di 28 anni ucciso da 2 coltellate, una al petto e una alla gola. Luigi Loria è morto poco dopo in ospedale, dopo i disperati tentativi dei medici di salvarlo. La rissa è scoppiata davanti alla pizzeria Carpe Diem tra italiani e rumeni. Uno degli italiani avrebbe malmenato un rumeno e uno dei figli di quest'ultimo avrebbe estratto un coltello, colpendo a morte Luigi. L'accoltellatore è stato arrestato per omicidio, un altro rumeno è accusato di concorso nel delitto. Fermate anche altre 3 persone, un rumeno, 2 italiani coinvolti nella rissa. Questi ultimi sarebbero il fratello e la sorella di Luigi. Secondo gli investigatori, ad uccidere Loria sarebbe stato Ion Nadoleanu, di 21 anni, sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio con la complicità del nipote 16enne, e Konstantin Tapu, di 20 anni, indagati per concorso in omicidio. Purtroppo l'atmosfera in città è molto tesa. Un gruppo di persone vicine a Loria si è diretto nel pomeriggio di ieri a casa dei romeni. Ad accorgersi di loro è stata la moglie e madre dei presunti autori dell'omicidio, che, spaventata di qualche ritorsione, ha chiamato le forze dell'ordine, che adesso stanno pattugliando la zona. Tensioni anche fuori il commissariato di polizia di Via Verdi. Ieri pomeriggio, quando stavano uscendo i 5 arrestati, molti parenti e amici della vittima erano fuori ad aspettare che uscissero il fratello e la sorella di Luigi Loria, ma anche i 3 romeni arrestati, contro i quali sono volati oggetti e insulti. La polizia però ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Non si sa ancora il motivo della rissa, perché pare che le 2 fazioni avessero questioni già pregresse. Si sa per certo che il centro storico, e quella via in particolare, negli ultimi tempi è diventato palcoscenico oscuro di disordini e violenze. Nel centro storico di Marsala segnalano ormai molti cittadini da tempo aggressioni, spaccio, movida selvaggia e luoghi non più sicuri. Parlano così anche i titolari della pizzeria Carpe Diem di via Curatolo, dove è avvenuta la rissa mortale.
Purtroppo tutto questo è successo perché non ci sono controlli al centro storico dove la delinquenza regna sovrana, dicono. Avendo un locale in questa zona abbiamo anche paura perché siamo nelle mani di nessuno e in qualsiasi momento, quando tutto è tranquillo, succede l'impensabile. Conoscevano la vittima, Luigi era una persona buonissima, disponibile con tutti, sempre educato, che si faceva i fatti suoi, ma purtroppo chi fa bene ha sempre delle colpe. L'unica sua colpa è stata di essersi trovato fuori dal nostro locale, davanti alla porta, ed è stato assalito da un individuo senza motivo. Ma le forze dell'ordine e di controlli dove sono? Chiedono, rivolgendosi così al sindaco Grillo. Intanto la sicurezza a Marsala non esiste, chiunque deve avere paura a fare una passeggiata al centro. Ti ritrovi la sera nel locale degli individui strani e sospetti che se la prendono con chiunque ci sia attorno con un coltello nascosto e ancora non c'è stato nessun regolamento di conti e neanche null'altro, ma solo la pazzia di un uomo che ha provocato tutto questo. Perché c'è tanta violenza, tanto disprezzo nella vita umana? Si chiede così Don Francesco Fiorino. Cosa facciamo per prevenire gesti così efferati e crudeli? Come aiutiamo i genitori dei giovani che stanno rovinandosi l'esistenza nello sballo notturno, nelle droghe, nel buttar via energie, tempo e valori? Le forze sociali, istituzionali, culturali e religiose dobbiamo subito aprire un fronte comune ed operativo. Ma sono ancora più inquietanti le parole di qualcuno degli amici di Loria che scrivono sui social: ti faremo giustizia. E mentre c'è chi se la prende, quegli extracomunitari, al di là di tutto, i romeni sono comunitari. In città aumenta la paura e arrivano diverse testimonianze anche a TP24, dove attingiamo per questo pezzo. In questi mesi sono state continue le interlocuzioni da parte dell'amministrazione con prefettura e questura, un dialogo continuo per trovare soluzioni concrete al problema, invece scritto in un post su Facebook il sindaco Massimo Grillo. Già a luglio, dopo settimane di movida selvaggia, il consigliere comunale Rino Passalacqua aveva chiesto alla prefettura un incontro urgente per discutere dei problemi relativi alla sicurezza nel centro storico marsalese. Subito dopo la prefettura si è incontrata con le forze dell'ordine e sono stati analizzati i numeri dei reati commessi a Marsala, numeri in calo nel 2020 e sullo stesso trend nel 2021. Ma i numeri possono mentire sulla percezione delle persone e su quello che succede in città. E la linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora alla pagina sportiva con un'ampia panoramica dei principali avvenimenti agonistici nel calcio agrigentino fatta da Carmelo Lentini. Potrebbero debuttare contro il Mazzara gli ultimi arrivati in Casacragas, vale a dire David Biancola e Salvatore Trepiedi. Dopo il pari esterno con il Marsala, la squadra bengazzurra intende ritornare a macinare punti per non staccarsi ulteriormente dalle zone alte della classifica che dista appena 3 punti. Si tratta di una sfida da prendere con le pinze, anche perché il Mazzara in settimana ha pescato dei nuovi calciatori per riprendere quota. Torna a disposizione il centrocampista Majorano, che ha terminato di scontare le 2 giornate di squalifica. Ad arbitrare questa gara è stata chiamata un arbitro da San Benedetto del Tronto, Alice Gagliardi. Stefano Majorano torna a disposizione in casa Akragas dopo la squalifica. L'Akragas domenica affronta il Mazzara all'Esseneto. La vittoria è importante per rilanciarsi in classifica. Sì, certo, ma ogni partita è importante per il campionato che dobbiamo fare. Io sono contento perché comunque siamo partiti un po' in ritardo, io sono stato uno degli ultimi acquisti e devo essere contento per quello che stiamo facendo, per la squadra, come ci alleniamo, c'è il gruppo, c'è un ottimo gruppo e questo mi fa ben sperare. Qual è la vera identità dell'Akragas? Ma io penso che è una squadra che ha solo margini di miglioramento. Ripeto, siamo partiti un po' in ritardo confronto alle altre squadre, ma comunque stiamo prendendo ritmo, quindi secondo me sarà un Akragas che potrà dire la sua in questo campionato. Contro il Mazzara che Akragas servirà? Ma non penso contro chi giochiamo, noi dobbiamo essere l'Akragas che ha vinto le 2 partite in casa, quella che ha vinto a Sciacca, dobbiamo affrontare ogni partita con il piglio giusto, comunque è una categoria difficile, una categoria dove le squadre sono attrezzate un po' tutte, quindi dobbiamo affrontare tutte le partite nel modo migliore.
Un altro risultato non omologato nel campionato di eccellenza Girone A e che riguarda ancora una volta l'Acregas. Questa volta però a preannunciare reclamo è proprio la compagine dei Templi in conseguenza della gara disputata a Paceco contro il Dolce Onorio Marsala è terminata come si sa 0-0. Del comunicato ufficiale emanato dalla Lega Sicilia, infatti, si legge testualmente: preso atto del preannuncio del ricorso da parte della società Acregas 2018 SRL, ai sensi dell'articolo 6.7, si riserva decisione di merito. Al momento non è chiaro cosa sia successo, se si tratta di un difetto di tesseramento o altro. Proprio la scorsa settimana, in occasione della sfida Parmonval Dolce Onorio Marsala, la squadra di casa aveva presentato il reclamo per la posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla gara, per cui anche in questo caso l'organo di giustizia sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche. Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, è emerso che tutti i calciatori della società Dolce Onorio Marsala, sanzionati in occasione della gara, risultavano regolarmente tesserati, per cui si è dato atto al risultato conseguito in campo, che poi è stata vittoria per la Parmonval. Anche in questo caso il reclamo era stato presentato all'arbitro prima dello svolgimento della gara. A questo punto, se quello presentato dall'Acregas rispecchia quello della Parmonval, non succederà nulla e farà fede il risultato conseguito in campo, cioè lo 0-0. Se poi si tratta di qualcos'altro del tipo squalifica o numero di matricola errata, il discorso cambia. Nel primo caso arriverebbe la vittoria a tavolino, nel secondo probabilmente una semplice multa per la squadra di casa. Entro alla prossima settimana ci sarà il verdetto finale del giudice sportivo, dopo le opportune verifiche. Intanto, domenica prossima la squadra di Giuseppe Anastasi giocherà all'Esseneto contro il Forte Mazzara. Rientrerà a giocare il centrocampista Majorano, che ha terminato di scontare le 2 giornate di squalifica. Intanto in Serie D Girone I si è giocato il turno infrasettimanale. Il Licata, impegnato al Dino Liotta, ha piegato il San Luca con il risultato di 2-0. Il gol del vantaggio è stato siglato dall'ex giovane biancazzurro Minacori, mentre il raddoppio è stato di Samac. Da sottolineare che la squadra di Pippo Romano ha dovuto giocare in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Gabriele Aprile, altro calciatore che in passato ha vestito la maglia dell'Acregas. Grazie a questa vittoria il Licata sale a quota 7 in una zona tranquilla di classifica generale e domenica prossima sarà ospite delle Lamezia, che ha gli stessi punti. Si gioca alla 5ª giornata di campionato di promozione Girone A, che vede impegnate 2 compagini agrigentine, vale a dire Camarat e Raffadale. Più avanti in classifica generale proprio quest'ultima, che dopo aver incamerato l'intera posta in palio con il Lascari Cefalù, gioca ancora tra le mura amiche con il Casteldaccia di Mister Pagano. L'imperativo è bissare il successo di domenica scorsa per guadagnare ulteriori posizioni di alta classifica. Gioca invece fuori casa a Villabate il Camarat di Mimmo Bellomo contro un avversario ancora a secco di punti in classifica generale e risulta essere la peggiore difesa del torneo con 11 reti subite. Questo è il cartellone della domenica. Città di Carini, Città di San Vitolo Capo, Supergiovane Castelbuono, Folgore Castelvetrano, Villabate Camarat, Fulgatore Alba e Alcamo, poi c'è Lascari Cefalù Resuttata San Lorenzo, Partinica Audace Ganci e Raffadali Casteldaccia. Nel campionato di prima categoria Girone B si gioca la 3ª giornata e vede impegnate 4 squadre agrigentine: Gemini, Ravanusa, Empedoclina ed Atletico Favara, ancora a secco di punti Empedoclina e Ravanusa, mentre Gemini ed Atletico Favara sono a 3. Domenica prossima l'Atletico Favara gioca al Broccoleri per sfidare l'attuale capolista del campionato, che si ritrova in vetta a punteggio pieno ed in caso di vittoria la raggiungerebbe. Anche il Gemini di Renato Maggio affronta tra le mura amiche lo Sciara e l'obiettivo è la vittoria. Chi invece rischiano grosso sono Empedoclina sul campo del Real Trabia
ed il Ravanusa, anch'esso fuori con lo Sporting Termini. In seconda categoria è derby tutto agrigentino tra Virtus Favara e Campobello, gara che si anticipa a questo sabato. Entrambe si trovano appaiate a 3 punti in classifica generale, impegnativa la trasferta per il Muxar sul campo dell'Atletico Villalba. Nel girone A gioca sul proprio terreno l'Alessandria della Rocca contro lo Sporting Paolino, anch'esso ancora a secco di punti classifica. E giocherà domani a Olbia, fuori casa, la prima di campionato, la squadra di Nino Di Giacomo di volley femminile, la SEA Paragona. Una trasferta che metterà in mostra la formazione agrigentina e si potrà valutare il suo grado di preparazione raggiunto. Le partite, ricordiamo che saranno trasmesse in differita sulla nostra emittente LCN 92 o in streaming sul video televideoagrigento.tv. Intanto sentiamo il coach della squadra presentare la partita ai microfoni di Tonino Butera. Mister Micoli, dagli europei l'abbiamo visto con la Slovacchia all'Aragona. Domenica il debutto ad Olbia, come vede questa partita? Sono particolarmente contento del periodo che abbiamo svolto, quindi vado con estrema fiducia per affrontare questa partita a Olbia. Che squadra sarà l'Aragona di quest'anno? Diciamo che è una squadra in fieri, una squadra in formazione, in continuo miglioramento, e vista anche l'età giovane di molti atlete, sicuramente con l'impegno questi miglioramenti ci saranno. Baseremo molto sul discorso di attacco anche da situazioni difensive o ricezioni magari non proprio perfette, quindi baseremo molto su questo. Che soddisfazioni potrà dare questa squadra alla tifoseria? Io penso che la prima soddisfazione, come diceva prima Serena, è quella di far divertire il pubblico. È ovvio che ci vogliono anche i punti per raggiungere la salvezza, quindi penso che l'abbinamento di questi due fattori sia fondamentale. Che squadra è Olbia? Olbia allora, è una squadra molto fisicamente dotata, con molti centimetri, quindi dovremo stare attenti a non cascare nel loro muro, soprattutto. Bene, concludiamo questo nostro telegiornale con un'altra notizia sportiva. Domani alle ore 18 al Pala Moncada si affrontano due formazioni reduci da una sconfitta, gli agrigentini contro Molfetta e Metaformia contro Pozzuoli con un netto 59-80. La formazione allenata da Gianni Di Rocco è molto giovane ma alla ricerca di punti preziosi per il proseguo del campionato. Coach Catalani vuole subito ripartire con la fortitudo per non perdere il treno dei migliori e ritrovare quella solidità in difesa e l'energia offensiva vista nella pre-season. Bene, questo è tutto per il nostro appuntamento informativo. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Un buon fine settimana.